PD e UDC spingono Rosario Crocetta verso un governo politico e chiedono che sia lui a fare il primo passo, ad elaborare, spiegano centristi e democratici, una proposta sia sul fronte del programma che dell'assetto della nuova squadra di governo. Entrambi i partiti propendono per la fine della fase dei tecnici d'area, un punto questo su cui ieri si è registrata l'apertura di Crocetta. La quadra comunque non sarà facile da trovare. Il governatore è intenzionato a blindare gli assessori Borsellino, Scilabra e Vancheri, provando a salvare anche Michela Stancheris, che verrebbe adottata da uno dei movimenti vicini al presidente della regione. Gli altri tutti con le valigie pronte, compreso Nicolò Marino, che sulle dinamiche politiche in corso si è espresso così. Questa politica, ho capito, che molto spesso cerca soltanto dei posti in giunta, non cerca assolutamente di dare un supporto per ben amministrare. È l'ex PM che si occupa di delicati settori come quello dell'acqua e quello dei rifiuti, appena qualche giorno fa è stato ascoltato dalla Commissione Antimafia. Ho fatto un'analisi per far comprendere come le ragioni per le quali si è venuto a determinare un settore così importante come quello delle discariche e il monopolio dei privati. La grande responsabilità è di dirigenti e funzionari dell'assessorato al territorio e ambiente e lo stesso assessore Lobello sta con grande impegno cercando di rimettere ordine in uno dei gangli essenziali importanti dell'amministrazione. Perché non è un caso che si è arrivati a questo monopolio. Noi dobbiamo superare questo problema del monopolio perché i privati svolgono un servizio pubblico essenziale e noi non vogliamo più le discariche. E sulla riforma che riguarda i rifiuti, dall'abolizione degli ATO alla nascita delle SRR, passando per le discariche, Marino ha delineato questo quadro. Per far decollare le SRR abbiamo emanato una direttiva disponendo che prima ancora del piano d'ambito di ciascun SRR e quindi all'interno del piano d'ambito fare i piani di intervento di ciascun comune si facessero prima i piani di intervento e poi i piani d'ambito, in modo da immediatamente incidere su un'altra parte della riforma che il Presidente aveva voluto, quella di consentire ai sindaci di gestire i servizi di prossimità, cioè quelli di raccolta, trasporto e spazzamento. Abbiamo quindi commissariato per accompagnare in parte le SRR per renderle operative. Il primo passaggio per renderle operative è la costituzione della pianta organica.